Buon pomeriggio appassionati di calcio a 5, siamo al Palacconi di Cagliari e questa è Cagliari contro VIP per la Serie A femminile di futsal. Il saluto da parte di Riccardo Spignesi, sono appena entrate in campo le due squadre con il saluto fra i capitani Alina Dodero per il Cagliari e Jessica Troiano per la VIP, una partita dove la formazione di casa cerca punti per consolidare la sua posizione in zona playoff, mentre la VIP vuole chiudere il discorso salvezza o comunque dare una grande spallata. Sentite anche il frastuono qui da parte del pubblico per i tanti tifosi del Cagliari Club venuti a sostenere le ragazze di Moreno Giorgi per questo incontro della Serie A femminile di calcio a 5, il primo anno del Cagliari femminile in Serie A con la squadra sarda che nel 2025 ha preso una grande scia positiva, ha vinto le ultime due partite, si è portata in un'ottima posizione di classifica e adesso cerca per la prima volta in questo campionato il terzo successo consecutivo. Nel frattempo le ragazze con Moreno Giorgi vanno a salutare le compagne che non sono oggi a disposizione prima dell'inizio della partita, con dall'altra parte del campo invece la VIP che è vicino alla sua panchina e a sua volta è pronta a questa sfida. Fra poco vedremo anche quale sarà il quintetto iniziale da parte sia di Moreno Giorgi per il Cagliari, che peraltro è il grande ex di questo tardo pomeriggio perché aveva allenato la VIP negli ultimi 2 anni, sia da parte di Kim Sarandrake, il tecnico che è alla VIP da novembre. Non è stato lui a sostituire Giordi perché nelle prime giornate c'era Walter Ferraro, ma adesso spazio al campo, quasi tutto pronto per l'inizio di questa partita. E sentite ancora il sostegno incessante da parte del pubblico qui del Palacconi che poco fa ha anche ospitato una partita di Serie A2 Elite con la vittoria da parte di un'altra formazione cagliaritana, la Leonardo. Mentre adesso quasi tutto pronto, il pallone è a centrocampo, mancano ancora le due squadre con adesso anche il Cagliari che si sta avvicinando. C'è Polloni in porta per il Cagliari, poi Vecchione, Queiroz, Ribeirete e Virdis come quintetto iniziale per la squadra di casa. Portiere Andrea Polloni, poi Alice Virdis con il numero 3, Andressa Queiroz con il numero 10, Patrizia Ribeirete con il numero 12 e Fabiana Vecchione con il numero 77 nella VIP. Mentre comincia adesso il match, primo pallone toccato dal Cagliari, subito lanciati davanti con il recupero, il controllo di Jessica Troiano, maglia numero 11 nel quintetto iniziale. Secondo qui l'azione subito di Vecchione che prova ad andare sul fondo, protegge il pallone la numero 77, tocca per Queiroz, poi Virdis va alla conclusione, ribattuta da Troiano, calcia Ribeirete con Vecchione che non è riuscita a girarsi, il recupero qui da parte della VIP con ancora Troiano che è in campo assieme come compagne a Claudia Kubaszek con il numero 15. Pallone qui giocato dentro con Troiano che chiude, poi Vecchione può andare con il sinistro, la copertura, subentra Virdis, l'1 contro 1, il recupero poi da parte della VIP, ha toccato Ariana Piccino numero 8, poi c'è anche Fernandez con il 6 come giocatrici in movimento. In porta Giulia Ricottini con l'1. Non è facilissimo vedere i numeri
di maglia della VIP che ha i numeri bianchi con il retro della maglia giallo. Cercheremo di dare una mano per riconoscere le ragazze della formazione ospite. Qui il rinvio di Riberit, pallone che finisce fuori oltre la metà campo con la rimessa per Giulia Ricottini. Lascia l'incarica della battuta, anche se in realtà gli arbitri che sono Giovanni Zannola della sezione di Ostia Lido e Gianluigi Squilletti di quella di Campobasso, con Alessandro a comando di Olbia al crono. Giocata di Fernandez sulla destra per il tentativo di sfondamento qui di Troiano, non riesce alla sua conclusione, viene comunque murata. Rimessa laterale in zona d'attacco per la VIP, giocata all'indietro. Kubaszek, una delle due giocatrici polacche, l'altra è Stoszak, che è in panchina per il momento, che hanno appena conquistato, così come l'Italia con la Polonia, la qualificazione ai mondiali nelle Filippine. Hanno vinto proprio nella precedente sosta l'Elite Round e hanno ottenuto la qualificazione. Queiroz per Riberit, ancora Queiroz, se ne sono andati quasi 2 minuti qui nel primo tempo al Palacconi. Nuovamente la brasiliana, tocca fuori per Virdis, il tiro viene ribattuto da Fernandez, poi Troiano riesce soltanto ad allontanare, allora può giocare Polloni su Riberit, il tentativo non va a buon fine, costretta a spendere il primo fallo della partita. Batti Riberit, giocatrice brasiliana classe 98, ma in Italia da quando aveva 20 anni, dal 2018. Prima era al Tiki Taka, nelle ultime stagioni alla Lazio, nel primo anno alla Cagliari qui con Vecchione che si allunga leggermente la palla. Non c'è fallo da parte di Fernandez, ma prima di riprendere il gioco c'è da monitorare un attimo le condizioni di Fabiana Vecchione. 14 gol, miglior marcatrice del Cagliari, mentre la miglior marcatrice della VIP è Kubaszek con 9 gol. Non c'è oggi la terza miglior marcatrice, ossia Andrea Salvador, che è squalificata. Polloni ha recuperato palla qui in presa bassa, ha toccato corto su Riberit. Virdis, Queiroz, non ha spazio, allora ripartirà Virdis, una delle più giovani in campo. La conclusione ribattuta da Fernandez, poi Troiano. Questa laterale, e sentite anche i tamburi dell'incitamento qui del buon pubblico al Palacconi che sta riempiendo adesso. Se ne sono andati adesso 3 minuti di gioco, ancora 0-0, non ci sono state ancora occasioni da gol. Virdis, Queiroz, il tocco sulla sinistra per Virdis che appoggia per la compagna con il 10, ancora Queiroz, lascia su Virdis, conclusione nuovamente ribattuta, stavolta è stata Piccino, poi Riberit fuori ancora da Virdis, vediamo se proverà di nuovo il tiro, no, scarica su Riberit, cerca il dribbling, non riesce, allora il rimpallo che la sfavorisce, prova a ripartire Troiano con il recupero poi del numero 15 Kubaszek. Fernandez ancora per la giocatrice polacca, va contro Queiroz, ha la meglio la brasiliana, ha la meglio il Cagliari, che ripartirà così con la rimessa laterale. Laterale già battuto, può avanzare Queiroz, supera la linea di metà campo, scarica su Virdis, il tocco della classe 2008 per Queiroz, ancora per Virdis, uno sguardo verso la porta, poi serve Mantila, primo pallone toccato dalla finlandese. Queiroz ancora per Mantila, poi Virdis, uscita Riberit per lasciare posto a Mantila, alzerà il re di Virdis, può ripartire la VIP alla conduzione del pallone da parte di Piccino, che non riesce però a servire Kubaszek, azione che sfuma, era una buona opportunità questa per la VIP. E arrivano adesso anche le indicazioni di Sarandrei per Piccino. Nel frattempo si può ripartire con l'arbitro che segnala come sia laterale, non dal fondo, e allora
Virdis ha battuto in direzione di Mantila. Tocco sulla sinistra ancora per Virdis, non controlla bene il pallone. Virdis molto impegnata in questo avvio di partita. La giocatrice classe 2008, secondo anno nel calcio a 5, l'anno scorso era la Mediterraneo, sia la squadra con cui poi il Cagliari si è accordato per disputare questa stagione con la maglia rossoblu, con lo stemma del Cagliari Calcio. L'anno scorso è stata ottima protagonista, giovanissima al suo primo anno. Intanto arriva il primo tiro in porta, l'ha effettuato Troiano. Dicevo di Virdis, ottima protagonista, quest'anno sta comunque ripetendo già 3 gol finora. Ha segnato anche nell'ultima partita, quella contro la Mezia, vinta 3-4 dal Cagliari, un ottimo successo per il rossoblu. Vecchione ha toccato dietro proprio su Virdis, che non ha tenuto il pallone, rimessa laterale già battuta su Fernandez. Sono ancora con le 5 che hanno iniziato la partita. Giocatrici della VIP. Queiroz può andare al tiro, la parata arriva Vecchione che manda sull'esterno della rete. Prima occasione di un certo livello, arriva dopo 5 minuti e 43 secondi. Ascolta Vecchione a concludere sull'esterno della rete. Prima occasione quindi per il Cagliari al 6° minuto di gioco. Adesso rimessa a metà campo per la VIP, già battuta su Fernandez, cerca in avanti Troiano con la parata facile di Polloni, prova a mettere in movimento Vecchione, il rimpallo è a favore della squadra di casa, con Vecchione che guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco. Battuta fuori per Vecchione, che spazio, sinistro alto, questa era una buona opportunità per Fabiana Vecchione. Non è riuscita a trovare la porta. Comunque Cagliari che sta cominciando ad aumentare il ritmo delle sue giocate. Lancio qui in avanti con Polloni che va stavolta in presa alta, abbranca bene il pallone, già messo in movimento Queiroz, che dice alle compagne di salire. C'è Mantila stavolta sulla destra, di nuovo per Queiroz, Virdis libera a sinistra ma Queiroz prova ad avanzare da sola, il dribbling l'1 contro 1 con Piccino, ancora Queiroz da fuori, Virdis libera Vecchione sulla sinistra e il Cagliari è in vantaggio al 7° minuto del primo tempo. Ancora Fabiana Vecchione aveva sbloccato la partita vinta poco meno di 2 mesi fa contro l'Odace Verona per l'ultima volta, sblocca anche questa porta, il Cagliari in vantaggio, un'ottima azione manovrata del rossoblu e Vecchione trova il suo gol numero 15 in questo campionato. Davvero una bella azione questa del Cagliari per liberare Vecchione, per trovare lo spazio dove c'era qualche ragazza libera e allora Vecchione fa 15 in stagione e adesso lascia il campo ad Antonia Giuliano. Cagliari 1 VIP 0, punteggio che è cambiato qui al Palacconi. Virdis l'1 contro 1 con Fernandez, spesso era da ultima Fernandez, invece era la giocatrice più avanzata della VIP. Lancio appena avanti di Mantila verso Giuliano, la copertura rimasta laterale ancora per il Cagliari. Va Riberete, vicino c'è Mantila, ancora per Riberete, poi Giuliano, Virdis anticipata da Fernandez, prova a ripartire la VIP, giocata in avanti di Maddalena che non gestisce bene questo possesso.
Adesso c'è un nuovo cambio per la VIP. Giuliano. È entrato in campo Marta Bernardelle con il numero 13. Riverete, suggerimento centrale, ha recuperato Maddalena, prova ad avanzare, va anche al tiro, non c'è una deviazione come chiedeva la numero 3, c'è semplice rimessa dal fondo. E io nel frattempo vi lascio anche sentire nuovamente il gran tifo. Questi che sentite sono i tifosi del Centro Coordinamento Cagliari Club. Fernandez 1 contro 1 con Virdis, gioca il pallone sulla destra per Shostak, poi l'ultimo tocco è di una giocatrice ospite, nello specifico di Maddalena, con la rimessa per il Cagliari. Queiroz gioca da ultima. Queiroz ha toccato su Dodero, prova lo scavetto con la presa alta di Giulia Riccottini. Bernardelle per Maddalena, però anzi per Shostak, prova a girarsi con il sinistro, manda a lato. Siamo al 9° minuto di gioco, ricordo, Cagliari in vantaggio dal 7° con il gol di Fabiana Vecchione. Riverete per Queiroz, vicino c'è Dodero, prova invece il tocco più avanzato verso Vecchione che non può controllare. Questo ricordo è il 5º turno di Serie A femminile. Si torna a giocare, poi ci sarà una nuova sosta dove né Cagliari né VIP saranno impegnate con la prima squadra, ma le rossoblù con l'Under 19 andranno a giocarsi le Final Four della Coppa Italia Under 19. Ci sono alcune ragazze oggi in distinta che saranno protagoniste con proprio l'Under 19. Dodero qui rischia con il recupero alto, la conclusione, un grande intervento di Queiroz, il destro, ed è uscito di pochissimo il tentativo in diagonale di Maddalena. A un passo dall'1-1 la VIP con time out chiamato, il primo di questa partita, mentre c'è Queiroz che rimane a terra, viene un attimo monitorata dallo staff medico del Cagliari, ma non dovrebbe essere nulla di particolare. Dicevo, 5º turno di Serie A femminile, si è giocata mercoledì, Lazio-Falconara, finita 2-4 con il Falconara che ha consolidato il suo primo posto in classifica. Poi alle 16 la prima partita le prime 2 partite di questo pomeriggio si sono disputate. Audace Verona contro Pescara alle ore 16, come detto. Anzi, scusate, saranno domani alle 16 Audace Verona contro Pescara e Molfetta contro Royal Lamezia. Alle 16:30 Atletico Foligno CMV, alle 18 Bitonto contro Kickoff a riposare, e il Tiki Taka, che è stata l'ultima squadra peraltro affrontata dalla VIP con la sconfitta per 1-2 in casa lo scorso 9 di marzo. Come detto, si ritorna a giocare dopo ben 3 settimane, poi ci sarà una nuova sosta e si ritornerà in campo poi fra 2 settimane. Nel frattempo è ripreso il gioco con Dodero in possesso palla,
il capitano del Cagliari, ha giocato su Riberete, l'1 contro 1 con Bernardelle, forse c'è un fallo ma si prosegue. Queiroz serve ancora a Patti Riberete, l'1 contro 1 con Bernardelle, nuovamente per Queiroz che prova a partire ancora da posizione arretrata, ancora Queiroz, non ha compagni da servire, fa tutto da solo e fa benissimo Andrés Queiroz, 2-0, ha fatto tutto da sola ed è riuscita a trovare la conclusione vincente per il raddoppio del Cagliari praticamente a metà del primo tempo. 2-0 per le rossoblù e dopo Vecchione va a segno anche Queiroz. La conclusione a battere Riccotini, Cagliari 2 VIP 0 per Queiroz. Questo è il gol numero 8. Nel frattempo subito l'opportunità con la VIP che accorcia le distanze. Pochi secondi dopo il gol del 2-0 è stata Maddalena, Anna Maddalena a mettere dentro il gol del 2-1. Il rimpallo che l'ha favorita sulla sinistra e allora nemmeno il tempo di segnare il gol del Cagliari, che tempo 14 secondi effettivi e subito la VIP ha accorciato le distanze con il gol di Anna Maddalena, maglia numero 3. Virdis, Vecchione con la copertura. Rimessa battuta da Kubaszek per Fernandez, va sulla destra per Troiano, ancora Kubaszek contro Virdis e Vecchione, 1 contro 2, la giocatrice polacca se ne va via molto bene, serve dietro ancora Fernandez, in avanti in una zona dove Troiano va al duello con Mantila, arriva anche Queiroz del supporto, è proprio lei che controlla il pallone, lo alza in avanti in una zona dove però non c'è nessuna compagna. Ancora Fernandez sulla sinistra per Troiano contro Queiroz, scambio che si chiude, Troiano in area, manda alto, questa era una grande giocata da parte della VIP a liberare Troiano sola davanti ad Antea Polloni, pallone che si è alzato sopra la traversa, la migliore chance per la VIP oltre al gol realizzato, arriva al 12° minuto del primo tempo. Virdis in avanti per Mantilla, lo scambio che si chiude, ancora benissimo, va via e poi con il destro manda alto di poco, anche qui a ottima giocata, risponde ottima giocata. Dopo la chance per il 2-2 arriva anche quella per il possibile 3-1. Riparte la VIP con Fernandez che ha servito Kubaszek, prova a saltare Virdis, ci riesce ancora Kubaszek in area, Polloni copre lo specchio con il corpo, deve comunque concedere un calcio d'angolo, credo, da qui non si vede, se non è calcio d'angolo è rimessa laterale quasi dal corner, no? È angolo battuto fuori col controllo di Troiano, cerca di girarsi su Mantila, la deviazione della finlandese, nuovo angolo per la VIP che rimane quindi in zona d'attacco. Provato Troiano la battuta sul primo palo, ribattuta e comunque rimessa offensiva ancora contro Troiano, in mezzo ha recuperato Mantilla, va via Queiroz, 1 contro il portiere, Queiroz ha sbagliato l'occasione del 3-1, si era lanciata da sola Andrés Queiroz, però al momento del tiro ha allargato troppo il piatto e ha mandato il pallone fuori alla destra di Riccotini, vicinissima comunque alla doppietta personale. 8 minuti adesso alla fine del primo tempo con la VIP che avanza, buona la copertura di Alice Virdis.
laterale. Troiano ancora in mezzo, ha contrastato bene Mantila, con poi Kubaszek che non riesce a servire una compagna. Virdis, Queiroz, Mantila in avanti per Vecchione, copertura e laterale. Vecchione mette dentro la ribattuta di Fernandez, ancora Vecchione, finito abbondantemente alto il tiro. Prova nuovamente a girarsi Kubaszek con l'ottimo intervento difensivo di Ribeiret. Queiroz con la suola non può far proseguire e allora nuova rimessa in zona d'attacco. Però non ha buon esito. Queiroz, Virdis, ancora per Queiroz, nuovamente per la numero 3 che riserve la brasiliana, cerca sulla sinistra Vecchione, il recupero di Fernandez, avanza la VIP, Fernandez salta, Queiroz va anche al tiro con il destro, la copertura di Virdis, laterale per la VIP, subito battuto con il destro di Maddalena, deviazione, calcio d'angolo, guadagna campo adesso la squadra allenata da Kim Serandrei in questo raro momento dove non c'è il sostegno da parte dei tifosi del Cagliari. Angolo che è stato battuto con Queiroz che fa ripartire Vecchione, Vecchione che va via sulla sinistra, pallone dentro, forse un tocco di mano, non secondo l'arbitro, giudicato non punibile questa deviazione sul cross di Vecchione. Ha rischiato comunque la squadra ospite. Virdis ha toccato per Ribeiret, Queiroz 1 contro 1, Queiroz palla su sinistra, adesso sul destro, va poi su Virdis perché non ha spazio per la conclusione. Virdis serve di nuovo il pallone per Queiroz che salta, una versione, mette dentro e fa gol Patti Ribeiret, 3-1 a 6 minuti e 3 secondi dallo scadere del primo tempo, rimette a +2 il Cagliari. Patrizia Ribeiret che trova così la doppia cifra di gol personali e anche questa comunque è una bella azione da parte del Cagliari, nuovamente con la giocata manovrata per trovare una giocatrice libera per battere a rete, come sul gol dell'1-0 di Vecchione, anche qua sul 3-1 di Ribeiret. Time out nel frattempo, stavolta chiamato da Serandrei appena dopo il gol del 3-1. Adesso bisogna vedere se la reazione della VIP sarà come era stata dopo il 2-0 con l'immediato gol del 2-1.
con Troiano che ha giocato su Maddalena, l'indietro per Fernandez. 6 minuti alla conclusione del primo tempo, adesso si andrà lisci con senza più time out. Buona qui la giocata sulla sinistra e nuovamente, come dopo il 2-0, arriva subito il gol della VIP per accorciare ancora il punteggio. E anche qui la formazione ospite è riuscita subito a trovare la via della rete con il gol del 3-2, 5 minuti e 48 dall'intervallo. Gol del 3-2 messo nuovamente a segno da Anna Maddalena, bravissima, come era successo poco fa, a farsi trovare pronta subito sulla sinistra per il gol del 3-2, quindi nuovamente il Cagliari che non può festeggiare il doppio vantaggio. Adesso conclusione proprio di Maddalena, aveva segnato 2 gol in tutto il campionato nella partita contro Lamezia all'andata e successivamente nella partita poi contro la Lazio, sempre nel girone d'andata. Questa è la sua prima doppietta. Vecchione dietro da Riberete, ancora per Virdis, nuovamente per Vecchione, Mantila mette dentro, deviazione, calcio d'angolo per il Cagliari, angolo che andrà a battere Riberete, battuta fuori per Vecchione, che spazio, la parata di Ricottini, buona qui la giocata per Vecchione. Adesso Bernardelle ha servito Troiano con la copertura di Riberete, deve comunque lasciare una rimessa laterale alla VIP con Troiano in mezzo, la deviazione di Bernardelle, la parata di Polloni vicino al 3-3 nel team ospite, ma Polloni non poteva qui prendere il pallone con le mani e allora ci sarà una battuta in diretta per la VIP. Non si sono intese le due giocatrici del Cagliari, buona opportunità dunque con Troiano. Adesso sul pallone c'è Kubasek vicino a Fernandez sul palo alla destra di Polloni e Maddalena, l'autrice della doppietta, vicino alla barriera, che adesso si sposta e va davanti a Polloni. 4:49 alla fine del primo tempo, con Maddalena che viene spostata da Vecchione perché non può stare lì, dovendo comunque dare un minimo di distanza. Sono Vecchione, Mantile e Queiroz in barriera, Riberete sul palo e Polloni. Punizione, ricordiamo, in diretta, quindi di seconda, non può calciare Troiano. Troiano che infatti tocca vicino con la battuta murata e poi un fallo in attacco su Polloni. Non è riuscita la VIP con la giocata verso Kubasek a trovare la conclusione verso la porta. Ha fatto muro bene il Cagliari, ha guadagnato anche la punizione, stavolta con il fallo in attacco. E adesso Cagliari che potrà battere questa punizione e ritrovare il possesso a 4:45 dal riposo. Polloni ha giocato su Mantilana, avanti verso Queiroz, poi Vecchione che ha servito Mantila, deviazione, calcio d'angolo per il Cagliari, con Mantila che va a chiamare uno schema con un gesto con le mani, l'apertura fuori per Vecchione, la copertura
di Anna Maddalena. Giuliano per questa rimessa su Queiroz, ancora per Giuliano, Mantila, nuovamente Queiroz, non ha spazio, ha trovato Vecchione, contrastata da Fernandez. Vecchione guadagna comunque un possesso con la rimessa dal fondo. Lo schema adesso lo chiama Polloni. Giuliano vince il duello, mette dentro per Vecchione, copertura buona di Fernandez che riparte, apre sulla destra per Maddalena. La conclusione con il destro, in questo caso però non ha trovato la porta, l'unica fin qui marcatrice della VIP in questa partita con la sua doppietta. Polloni in avanti verso Riberet, uno scontro di gioco che favorisce la VIP. Ancora però Riberet contro Fernandez, calcia Ricottini che para, non può andare in due tempi perché la palla è uscita, quindi nuovo angolo per il Cagliari. Ha ripreso, non si è praticamente mai fermato il sostegno dei tifosi rossoblù, con Riberet qui dentro per Mantila, la copertura che favorisce Ricottini, ha già giocato vicino verso Fernandez. Troiano sulla sinistra contro due avversarie, copertura congiunta di Queiroz e Riberet, angolo per la VIP con Troiano che batte fuori per il piazzato di Fernandez. La parata facile ma comunque da dover fare di Polloni. Mantila ha servito Queiroz, Giuliano contrastato il suo tentativo in avanti, allora Queiroz con il recupero di Maddalena, poi Mantila, buon gioco il Cagliari qui. Queiroz guadagna un cartellino giallo, lo deve spendere Marta Bernardelle per andare a fermare Andressa Queiroz, che aveva fatto uno sprint dei suoi per lasciare sul posto l'avversaria. Primo cartellino giallo della partita per Marta Bernardelle. Non ci sono grossi problemi a livello di falli, uno per il Cagliari, due per la VIP, con intanto Riberet sulla destra, mette dentro la copertura di Fernandez, impedisce che il pallone arrivi a Mantila, allora avanza proprio la giocatrice spagnola con Maddalena che cerca un assist sul secondo palo e per poco non ci arrivava. Shostak, la VIP che è riuscita a ripartire bene in questa situazione. Virdis per Queiroz, Riberet ancora l'1 contro 1, il sinistro rasoterra parato in angolo da Ricottini. 2:36 al riposo, angolo per il Cagliari, giocato fuori per Virdis, il destro respinto da Fernandez. Queiroz, prova di punta, era una bella idea quella di Andressa Queiroz, sinistro che è terminato largo, non di molto alla sinistra della porta, difesa da Ricottini che ha già messo in movimento Fernandez. Shostak ancora per Fernandez, poi Kubaszek, l'altra polacca. Fernandez in avanti per Shostak, ha recuperato Virdis, non va subito da Riberet, serve invece Queiroz in avanti verso Virdis, buono lo stop, ripeto, un tocco con la mano, sembrava abbastanza evidente questo di Kubaszek, con l'arbitro signor Squilletti che ha fatto proseguire. Tra le proteste, semplice rimessa per il Cagliari. Virdis ha servito Giuliano, scambio ancora Virdis, deviazione angolo per le rossoblù. Aveva allargato il braccio in maniera abbastanza evidente, tutto regolare per l'arbitro. Queiroz fa proseguire per Riberet, il muro di Fernandez, ancora Riberet con il destro, nuova direzione, nuovo angolo
per la formazione sarda. Giuliano adesso al battuta dell'angolo, fuori per Riberete, poi Queiroz si gira, palla sul sinistro, ancora Queiroz contro Fernandez, si tengono anche la maglia le due. Alla fine Riberete ha servito Giuliano, buono il primo dribbling, poi il tocco d'esterno per Virdis. Riberete dietro per Queiroz, 1,35 all'intervallo con Virdis che ha servito sulla destra. Queiroz rischia di perdere palla e così è, ha recuperato Fernandez, ha servito dentro Šostak con la copertura, anzi è stata Kubashek a cercare di servire Šostak, non c'è riuscita la numero 15 con il Cagliari che adesso guadagna la rimessa. Prima però c'è un cambio anzi un doppio cambio con Queiroz e Giuliano che lasciano il posto a Mantila e Vecchione. Questa laterale battuta proprio su Mantila. Virdis, il duello che favorisce la VIP, in particolar modo Kubashek, poi Vecchione ha subito recuperato andando al contrasto in ripiegamento difensivo, lo fa 2 volte e per 2 volte alla meglio Vecchione con la rimessa proprio per il Cagliari. Stiamo entrando nell'ultimo minuto di gioco che inizia proprio in questo momento. Mantila qui avanti 1-0 dove però non c'è nessuna compagna. Fernandez, Šostak, Kubashek dentro ancora per Šostak, copre Virdis che fa rimpallare il pallone su Šostak. Il rinvio di Polloni con Riberete anticipato da Ricottini, il bel dribbling di Fernandez che avanza sulla destra, c'è il suggerimento, la conclusione e la parata su Piccin da parte di Polloni che salva il risultato. Opportunità per la VIP che ha subito battuto, prova ad accorciare i tempi adesso la squadra ospite con il pallone messo in mezzo, la copertura del Cagliari nuovamente angolo, sta chiudendo in avanti la formazione di San Martino di Lupari. Qui non c'è il blocco secondo l'arbitro e allora conclusione ribattuta sul tentativo di Fernandez che viene murata anche in questo caso. Allora il Cagliari ha il possesso, forse è l'ultimo con Mantila che va 1 contro 1 a metà campo, rimessa per il Cagliari a 7 secondi dal riposo. Vediamo se il Cagliari andrà a mantenere il possesso e quindi a far finire qui il primo tempo oppure se andrà a tentare l'azione d'attacco. Prova qui la parata di Ricottini, la ripartenza della VIP ma non c'è tempo, a 1 secondo dalla fine si va al rinvio e poi si completerà il primo tempo con il punteggio di Cagliari 3 VIP 2. I gol li ricordo rapidamente: al 7° Vecchione, all'11° sia Queiroz sia Maddalena, al 14° Riberete, al 15° ancora Maddalena. È arrivata la sirena, è arrivata la conclusione del primo tempo e allora per noi una decina di minuti circa di pausa, poi ci risentiremo per il secondo tempo di questa partita della Serie A femminile di calcio a 5, sempre con la diretta per la divisione calcio a 5.
Bentornati in diretta dal Palacconi, tutto pronto per il secondo tempo di Cagliari VIP. Il primo si è chiuso sul 3-2 per la squadra di casa con i gol di Vecchione, Queiroz e Ribeirete, mentre la doppietta di Maddalena per la formazione ospite, con il Cagliari che adesso gioca con Polloni in porta, Ribeirete, Queiroz, Vecchione, cioè le tre che hanno segnato più Virdis come giocatrici di movimento, mentre riparte la formazione di San Martino di Lupari con in porta Ricottini. Poi ci sono Kubashek con il numero 15, Maddalena che ha segnato 2 gol con il 3, Fernandez con il 6 che ha anche una medicazione al naso, e Troiano con l'11 a inserire subito a Vecchione con il grande intervento proprio di Fernandez a impedire al tiro di Vecchione di arrivare in porta. Occasione dopo 36 secondi per il Cagliari, che fin qui non è ancora riuscito a dare lo strappo decisivo alla partita, perché le 2 volte che è andato sul +2 subito dopo ha preso il gol che ha riportato il punteggio sul +1. Polloni qui in avanti con Ricottini che lascia scorrere il pallone, che finisce in rimessa dal fondo. Adesso a disposizione per il Cagliari ci sono Orru, Dodero, Giuliano, Tronci, Manca, Mantila e Carboni, mentre a disposizione per la VIP ci sono Caretta, Palermo, Garbuglio, Jimenez, Bernardelle e anche Shostak. Il recupero con Troiano che difende la rimessa. Giocata adesso su Fernandez. Troiano contro Ribeirete, ancora Troiano sul sinistro, il cross al centro, a copertura di Ribeirete, ancora Fernandez, stavolta è Vecchione a ribattere il tentativo. Kubashek, mentre quello che sentite non è una sirena, non è un allarme, non è nulla di particolarmente preoccupante, anzi è il grande sostegno del centro coordinamento Cagliari Club, presente anche oggi in massa come praticamente a tutte le partite in casa del Cagliari femminile. Palacconi che si è riempito anche oggi. Tanto Kubashek per Troiano, poi il destro di Fernandez finisce al lato della porta difesa da Antea Polloni, che non ha giocato ma ha comunque partecipato alla grande qualificazione dell'Italia ai mondiali femminili che si svolgeranno nelle Filippine, con l'Elite Round, dove ha avuto la meglio anche la Polonia di Kubashek e Shostak. Fernandez contro Ribeirete, va vicino su Maddalena, ancora Fernandez dentro proprio per Kubashek. Troiano dall'altra parte non riesce a girarsi la giocatrice polacca, copertura di Queiroz. Vecchione per Ribeirete, ancora Vecchione, Virdis, Queiroz sul sinistro, appoggia poi per Virdis, va alla conclusione con il destro, pallone alto. Non ci sono ancora state parate dei portieri in questo secondo tempo, che è cominciato da 2 minuti 55 secondi. Sta giocando per la quintultima giornata della regular season, la 22esima giornata che è cominciata mercoledì con l'anticipo Lazio-Falconara e proseguirà domani con le altre squadre in campo, tranne il tiki-taka della riposa. Virdis recuperato, ha servito bene Vecchione sulla destra, tante avversarie
dalle sue parti. Riberet riparte con Virdis, Queiroz si gira bene, ancora Queiroz, la palla sul destro, la copertura di Fernandez è abbondantemente fallosa ed è anche da cartellino giallo, con una trattenuta dalla maglia evidente. Lo sa Fernandez che accetta il provvedimento disciplinare, secondo giallo sempre per una trattenuta nel primo tempo. A vedere il cartellino era stata Marta Bernardelle. Adesso punizione per il Cagliari, non c'è sul punto di battuta soltanto Queiroz perché c'è anche Riberet. Adesso si è spostata a 12, c'è la 10 davanti, ma potrebbero calciare entrambe. Si attende il fischio dell'arbitro con barriera composta soltanto da Troiano. Va Queiroz, lascia Riberet, calcio potente, la copertura di Maddalena appostata sul primo palo, poi Vecchione subentra da Riberet, forse c'è un altro fallo, non secondo gli arbitri. Si può proseguire con Troiano che va a saltare Vecchione, deviazione della numero 77, laterale per la VIP. Gli arbitri, che ricordo, sono Giovanni Zandola della sezione di Ostia Lido e Gianluigi Squilletti della sezione di Campobasso. Al crono c'è Alessandro Accomando della sezione di Olbia. Laterale battuto da Troiano, poi Fernandez va in banda destra per Kubasek, che non si capiscono. La Sela 15, il laterale che stavolta è per il Cagliari, con l'ingresso in campo di Mantila al posto di Riberet. Proprio Mantila che avanza, Queiroz va via, Queiroz si allunga però stavolta troppo il pallone. Lanci davanti con Mantila in copertura, Queiroz non riesce ad andare via Kubasek. Allora Ricottini gioca vicino per Fernandez che avanza da sola a sinistra per Troiano contro Virdis e Queiroz. Kubasek non capisce per un primo momento il passaggio della compagna. Ancora Troiano, ha servito poi Fernandez, Riberet l'affronta, anzi Vecchione l'affronta e guadagna una rimessa laterale. La VIP sono andati 4:20 nel corso di questo secondo tempo. Apertura sul centrodestra per il tentativo di Fernandez che termina alto. Si può ripartire con Polloni che lascia il pallone. Queiroz per Vecchione, la buona copertura di Fernandez, il dribbling della giocatrice spagnola, poi Troiano verso Kubasek, ancora Fernandez per il controllo, stavolta non è buono, di Maddalena. Queiroz per Mantila, Virdis in avanti su Vecchione, giocatrice più avanzata, arriva vicino a Mantila, Vecchione prova ad andare, non c'è fallo secondo l'arbitro. E allora si riparte con la VIP che gioca sulla destra il pallone per il dribbling, buona la parte di Kubasek, non c'è fallo neanche in questo caso. Era andata a contrasto con Virdis, dall'altra parte già con Queiroz, il destro ribattuta da Fernandez, laterale stavolta per il Cagliari, ma c'è un richiamo da parte dell'arbitro. Va a parlare con Vecchione il signor Zannola prima della battuta di questa rimessa laterale. Queiroz dentro, Ricottini per non rischiare manda il pallone lontano, lo va a toccare nonostante fosse una rimessa e non fosse ancora stata toccata da nessuno. Qui il tentativo invece di Queiroz è sballato. Si è ripartiti con la VIP in possesso, siamo nel settimo
minuto, anzi nel sesto minuto di gioco di questo secondo tempo, punteggio che rimane quello dell'intervallo, quindi Cagliari 3, VIP 2. Entra chi ha segnato il terzo gol del Cagliari, Riberetta, al posto di chi ha segnato il secondo, cioè Vecchione. Poi Queiroz, qui il tiro ribattuto da Fernandez che riparte adesso 2 contro 2. Buona occasione per la V con Fernandez, fa tutto da solo. Polloni in 2 tempi, molto brava soprattutto sulla ribattuta per evitare il tap-in proprio di Fernandez, che stava cercando di andare a raccogliere di nuovo il pallone. Fernandez, anzi Piccino, Maddalena ancora per Piccino, poi Shostak alza il pallone, alza dove non c'è nessuno, può riceverlo dalle sue compagne. Si ripartirà con il Cagliari che va a battere la rimessa, lo fa Virdis in direzione di Mantila. Queiroz nuovamente per Virdis, ancora per Queiroz, Riverete, salta Fernandez, scarica all'indietro per Queiroz che va invece in progressione col pallone al piede, ancora Queiroz, si libera, calcia, la bella parata di Ricottini sul sinistro di Andrés Queiroz. Ed è adesso nuovo possesso per il Cagliari in zona d'attacco, con Mantila che posiziona per questo angolo, alza per Ribeirete, sinistro che termina al lato con rimessa già battuta, ma non si intendono Shostak e Piccino. Nel frattempo c'è in campo anche Bernardelle. Mantila, Queiroz, avanza ancora Queiroz, 1 contro 2. Shostak prova anche con le maniere forti a fermarla. Polloni in avanti per Mantila, di testa per Riberete, l'anticipo di Fernandez, poi Piccino, 2 contro 2. Alla fine della battaglia a 4 esce vincitrice la VIP con Fernandez che supera la metà campo, serve centralmente Piccino in avanti perso Shostak, la copertura della difesa del Cagliari, ma ancora VIP che rimane in attacco con Shostak dall'altra parte per Bernardelle, non riesce a controllare la numero 13. Adesso Mantila che fa passare anche qualche secondo. Mantila in mezzo a 2, non c'è fallo, anzi sì. Arriva il calcio di punizione per il Cagliari. Il secondo fallo da parte delle giocatrici della VIP in questo secondo tempo, con Riberete che ha preso una buona rincorsa, potrebbe anche andare a calciare. Posizione invitante per il sinistro della brasiliana che parte, va a concludere, prende in pieno la barriera, nello specifico Bernardelle. Cagliari che comunque mantiene la possibilità di giocare il pallone, lo fa adesso su Queiroz contro Shostak, ancora Queiroz, il tunnel per servire Vecchione, poi la copertura con la palla che finisce fuori e la rimessa che sarà per il Cagliari. Abbiamo superato l'8° minuto di gioco da 4 secondi con Moreno Giorgi che manda in campo Alice Virdis al posto di Queiroz. Ha subito battuta la rimessa, poi mette dentro per Mantila, la copertura di Bernardelle che cerca di far proseguire per Piccino, subenta Shostak con Riberete che va in ripiegamento difensivo, mette il pallone laterale per la VIP adesso.
che rimane comunque a distanza di un gol dal Cagliari, se non altro pur essendo in svantaggio dal 7° minuto. La VIP ha sempre mantenuto un distacco minimo, perché le 2 volte che il Cagliari aveva portato il punteggio sul +2 ha sempre trovato un immediato gol per accorciare, peraltro sempre con Maddalena. Fernandes per Piccino contro Virdis, prova a sfruttare anche il blocco di Bernardelle, poi Szostak dietro Vecchione per Mantila, in avanti con Szostak, ripropone ancora per Bernardelle, non può girarsi, allora deve arretrare, servire Fernandes. Adesso Kubaszek ancora per Fernandes, servita Bernardelle, il destro viene parato facilmente a terra da Polloni, ha toccato su Riveirete. Virdis, uno sguardo in avanti per Vecchione, non può però controllare questo suggerimento della compagna classe 2008. Kubaszek per Troiano, copertura, poi Vecchione. Mantila, Virdis ha superato un avversario, può partire sulla destra con buon campo da prendere, Virdis dentro per Ribeirete, era una buona giocata. Non è riuscita la numero 3 del Cagliari a mandare il pallone all'indirizzo della numero 12 Cagliari, che comunque prosegue e crea un'altra opportunità. Troiano per per Szostak, dietro da Kubaszek, adesso lo scambio tra le 2 palacche, il suggerimento per Fernandes che va via Vecchione, ma si porta il pallone oltre la linea laterale, quindi rimessa per le rossoblù. Si sta concludendo il 10° minuto, quindi stiamo arrivando a metà anche della ripresa, 3/4 di gara, con Giuliano che fa proseguire in avanti per Vecchione, ma è facile il recupero della VIP con Ricottini, a servizio poi Kubaszek, adesso per Maddalena, di nuovo per Kubaszek, c'è Troiano sulla sinistra, vista e servita contro Ribeirete, va ancora Troiano, il tocco verso l'altra banda, la destra non però preciso l'assist, e quindi si riparte con la rimessa per il Cagliari. Virdis alza il pallone nella zona dove però c'è soltanto Kubaszek che avanza, deviazione di Giuliano, VIP che prende qualche metro, prende soprattutto una rimessa, 9:45 dalla conclusione. Qui il tiro termina alto, è stata Julia Szostak, classe 2000, a calciare. Polloni in avanti per Vecchione, il controllo di Suola per Ribeirete contro Kubaszek, mette dentro la copertura di Maddalena, poi scusate, fermata Szostak con Giuliano che non riesce a far ripartire il Cagliari, avanza allora Kubaszek, la copertura di Vecchione, ancora Kubaszek, ed è Polloni stavolta a opporsi sul tentativo della numero 15 della ex giocatrice del Falconara. L'arbitro va a parlare qui con Troiano prima della battuta di questo angolo messo in mezzo, e sta andata a un passo Szostak dalla deviazione che poteva valere il 3-3. Per poco non ha realizzato il pareggio la VIP.
qui Vecchione proprio contro Shostak, Rivo va a proteggere la rimessa. Adesso battuta da Kubashek proprio per Shostak. Troiano avanza, spazio per calciare con Polloni che va in una presa plastica in due tempi. Il rilancio avanti per Riberite di testa, mette in mezzo, non può arrivarci Vecchione, allora la VIP che riparte con Kubashek contro Riberite e Queiroz. Ancora Kubashek, ma ha recuperato Queiroz, spazio per il sinistro, ribattuto da Shostak, poi Kubashek rischia di incartarsi sul pallone, alla fine prende probabilmente il massimo, ossia una rimessa. Battuta ora con la giocata di sposta sulla sinistra per Maddalena, l'autrice della doppietta che tiene la VIP a -1. Shostak, cronometro che scorre 8:21 alla fine della partita. Shostak non riesce a servire Maddalena con la copertura dell'altro numero 3, cioè Virdis. Parte da Ricottini. Kubashek, Virdis tocca soltanto il pallone, ancora Kubashek per Shostak, poi Troiano, entra Fernandez, viene subito chiamato in causa, palla sul destro, deviazione diventa buona per Shostak, ancora verso Fernandez, copertura, poi tentativo di Troiano, chiusura e rimessa per il Cagliari. Non c'è stata la deviazione che chiedeva Jessica Troiano. Con adesso Virdis trova uno spazio per Mantila che però rimane sempre a spalla alla porta, deve ripartire da Queiroz, non ha certo problemi a condurre il pallone la numero 10. Virdis qui rischia ma serve Queiroz, va all'1 contro 1, va sul sinistro e non termina molto a lato la sua conclusione. Andresa Queiroz oggi è salita a 8 gol in campionato, è già raddoppiato il suo score, ne aveva segnati 4 nei 2 anni alla pelletteria. Bernardelle, la copertura di Mantila, poi Fernandez, ma la rimessa è per il Cagliari. Prima della rimessa entra Riberete al posto di Virdis. Riberete, batte lungo con Fernandez che controlla e può avanzare a campo. Fernandez se lo prende, tocca per Bernardelle, grande intervento di Queiroz, non è finita, nuovamente Bernardelle, ancora Queiroz, Bernardelle non può far fallo perché è già ammonita, lascia Queiroz, tanto c'è dietro il Troiano proprio per Bernardelle, in avanti verso Maddalena, copertura di Mantila, rimessa laterale per la VIP. 6:46 alla fine di questa partita, ancora tutto da dover scrivere qui per la quintultima giornata di Serie A femminile, con Troiano adesso in possesso, ha servito Maddalena, fuori per Fernandez, dentro il suo è un tiro, è un sinistro che termina fuori, con Polloni che osserva la situazione, ribatte la rimessa verso Mandila che avanza, ancora il tocco della finlandese per Queiroz. Riberete ancora per Mantila, su Bernardelle, se ne va via la giocatrice ex Lamezia, anche lei nazionale, ossia chi ha realizzato poi il primo gol del Cagliari in Serie A nella sua storia contro il Foligno, la seconda di campionato. Proprio Mantila che adesso qui ha servito Queiroz. 6:13 alla fine, Queiroz ancora sul sinistro, spazio dentro per Vecchione. E questa era una grande chance per il Cagliari, un Vecchione che poteva andare alla doppietta, non ha trovato la porta. Bernardelle, Fernandez, Piccino, Fernandez in avanti verso Maddalena che mette in mezzo, può soltanto toccare il pallone ma non evitare il rinvio dal fondo per Polloni.
5:48, ancora time out da poter chiamare sia per Moreno Giorgi sia per Kim Serandrei. Queiroz dentro, ancora Vecchione, la stessa chance di prima e ancora Vecchione non riesce a trovare il 4-2, la doppietta. Stavolta non ha alzato il pallone, l'ha messo largo. Nuova opportunità per il Cagliari che sta comunque costruendo, anche se due occasioni dove Vecchione non è riuscito a trovare la porta. Qui Bernardelle che va via, Queiroz mette in mezzo con la parata di Polloni. Ribeirete, Mantila, Queiroz ferma la sua corsa perché il pallone esce, rimessa laterale per la VIP, battuta su Fernandez. 5-9 alla fine, ancora Fernandez, Bernardelle dietro da ultima, riceve il pallone, guarda le compagne davanti, ci sono Maddalena e Piccino, serve invece vicino a Fernandez che batte verso Maddalena, copertura di Mantila, Cagliari che adesso va a coprire con tutte le giocatrici in movimento dietro la linea del pallone e nella propria metà campo ad attendere Fernandez. Serve Bernardelle, intercetto di Ribereta, ancora Bernardelle che non può far fallo, Ribereta va col sinistro, devia Fernandez in calcio d'angolo. Per due volte Bernardelle ha provato a trattenere un avversario, poi si è ricordata di essere già ammonita come lei anche Fernandez e ha dovuto desistere lasciando la giocata, altrimenti sarebbe stato inevitabile il secondo giallo. Mantila qui per Queiroz sull'angolo, Queiroz in mezzo, primo tentativo respinto, secondo tentativo ancora murato da Piccino. Tiene comunque palla il Cagliari, 4:36 cronometro che adesso diventa un valore notevole con qui Riberete al sinistro a lato. E allora time out, il primo di questa ripresa chiamato da Serandrei, chiamato dalla VIP, con la possibilità di dare qualche indicazione in vista di quello che può cominciare a essere un forcing finale. In classifica la VIP aveva 13 punti prima di questa partita, 13 punti per effetto di 4 vittorie, un pareggio, 14 sconfitte, 44 gol fatti, 92 quelli subiti, sono 46 e 95, fuori casa un punto in 9 trasferte, punto realizzato all'esordio contro l'Audace Verona, poi una serie di 8 sconfitte consecutive, erano state anche 8 le sconfitte dopo l'andata vinta 5-3 dalla VIP sul Cagliari, poi la vittoria contro il kick-off il 16 febbraio, gol di Salvatore Jimenez, e le 2 sconfitte contro Royal Lamezia e Tiki Taka inframmezzate dal turno di riposo. Per il Cagliari invece sono 2 le vittorie, Royal Lamezia e kick-off, le stesse squadre contro cui aveva giocato prima del Tiki Taka, che peraltro sarà il prossimo avversario delle sarde, la VIP. Poi la sconfitta contro Falconari, il pareggio contro la CMB, la sconfitta contro Pescara e un'altra serie di 2 vittorie, quelle contro Atletico Foligno e Lecce Verona, che hanno sostanzialmente cambiato il passo del Cagliari, la squadra che stava guardando le avversari più vicini alla lotta a salvezza, alla zona playoff, dove sarebbe oggi con l'8° posto. Intanto qui gioco che è ripreso con il portiere in movimento da parte della VIP con Troiano, ha parato Polloni, poi Virdis non riesce a servire Queiroz, portiere in movimento per questi ultimi 4 minuti e qualche secondo, nuovamente Troiano al posto di Ricottini, dentro il quinto uomo nella VIP, ma ha recuperato Queiroz, a iniziare perché la porta squadrina, prova Queiroz e fa un gol sensazionale con il destro da metà campo a scavalcare l'avversario e mettere dentro il 4-2 e la doppietta, è il gol più bello della serata, uno dei gol più belli del Cagliari in questa Serie A, una magia di Andressa Queiroz a 3,59 dalla fine e Cagliari che va nuovamente sul +2. Strepitoso gol di Andressa Queiroz
per aprire il quartultimo minuto di partita. Un gioiello quello della brasiliana, spettacolare davvero. Ha guardato la porta, visto che non c'era il portiere, con il destro in precaria coordinazione dalla linea laterale, superato l'avversario, pallone centrale, perfetto, 4-2. Resta con il portiere in movimento la VIP, Troiano, Fernandes da ultima, deviazione, angolo per la VIP che non demorde. Ha trovato 2 volte il gol del -1 subito dopo quello del -2. Vediamo se ci riuscirà anche adesso con Troiano. Suggerimento centrale e non è riuscita Bernardelli a concludere verso la porta, è uscito di poco. Polloni adesso può giocare il pallone, lo fa andare da portiere a portiere con Riccottina adesso entrato in attesa di poter gestire un nuovo possesso, di poter fare entrare di nuovo Troiano per il movimento. Così avviene con Fernandes che ha battuto in direzione di Kubaszek. Lo scambio, la discesa della giocatrice spagnola che avanza, arriva centralmente, poi lo scarico su Troiano, mette in mezzo, copertura di Ribereta, ancora per Troiano, Fernandes sulla sinistra c'è Kubaszek, sulla destra Troiano, portiere in movimento che serve la conclusione di Fernandes, finisce fuori con il Cagliari che non prova a sfruttare il fatto che la porta è vuota, va a gestire adesso il possesso. 3 minuti 4 secondi alla fine con Queiroz, manda in avanti Riberete, il controllo in mezzo a 2, va via Riberete in mezzo a 3, bravissima la giocatrice brasiliana, poi Vecchione non ha un buon controllo, ma comunque passano secondi che sono ugualmente utili per il Cagliari. Kubaszek avanza, c'è Troiano, servita, il controllo di Fernandes, copertura di Queiroz e qui va a spendere il fallo anche Kubaszek. Dovrebbe arrivare un giallo e invece è rosso perché non c'era nessuno in porta e quindi viene considerata chiara occasione da gol. Resta in 4 la VIP con Kubaszek che viene espulsa a 2 minuti e 44 secondi dalla fine. E questo è un cartellino rosso pesante, sia perché adesso bisognerà che la VIP giochi 2 minuti o meno in caso di gol con una ragazza in meno, sia perché poi Kubaszek sarà squalificata per la partita del 13 di aprile e non è una partita banale perché è quella contro Molfetta che è 2 punti sopra. Un delicatissimo scontro salvezza, zona salvezza che il Cagliari in caso di vittoria abbandonerebbe definitivamente perché sarebbe sicura la permanenza in Serie A delle Sarde e sarebbe un grande traguardo raggiunto con anticipo. Parliamo di una squadra, ricordo, al primo anno in Serie A, partita con difficoltà perché comunque aveva avuto dei risultati negativi che adesso sta conducendo 4-2, 2 minuti e 40 dalla fine. Riberete, Queiroz fa possesso con una giocatrice in più, Queiroz per Riberete, ancora Queiroz, fa passare i secondi, 2 minuti e 26, 2 gol di vantaggio e una ragazza di vantaggio per il Cagliari. Queiroz, Riberete, vediamo se sfrutta la superiorità numerica del Cagliari. Queiroz ancora per Riberete, scambiano la 10 e la 12, subentra anche Virdis nel palleggio del Cagliari. Riberete, Queiroz, Virdis per Vecchione, il recupero di Fernandes, Vecchione che lascia, anche perché qui adesso la valutazione per il Cagliari è perché è diffidato, ossia proprio Vecchione è una delle diffidate. Fernandes, Bernardelle deve giocare fino a 44 secondi dalla fine se non ci saranno gol con
una giocatrice in meno la VIP, quindi in 4 contro 5. Bernardelle, Fernandez contro Vecchione, ancora Fernandez, va via bene, supera la metà campo, ancora Fernandez, scivola, c'è fallo di Vecchione. Punizione per il Cagliari, 1 minuto e 23 secondi alla fine, con il fallo di Vecchione, imbufalito Giorgi in panchina. Punizione per la VIP con Fernandez. Shostak, ancora Fernandez, ancora poco più di 30 secondi con l'inferiorità numerica per la VIP. Il pallone è finito sulla copertura, sul tetto del Palacconi. Rimessa per la VIP, Bernardelle, 1:14 alla fine, 30 secondi e poi potrà tornare la quinta giocatrice per la squadra di San Martino di Lupari, con il time out chiamato da Giorgi, l'ultimo time out della partita, a 1 minuto e 9 secondi dalla fine. 2 gol di vantaggio per il Cagliari, 4 le reti del rossoblu. Le ricordo, Vecchione al 7º, Queiroz all'11º, Ribeireta al 14º, ancora Queiroz, un gioiello da vedere e rivedere al 17º. Per la VIP finora doppietta di Maddalena all'11º e al 15º, con il Cagliari che vede sempre più vicina la terza vittoria consecutiva, che sarebbe la salvezza aritmetica nel quintultimo turno, con ancora 4 partite poi da giocare per consolidare una posizione playoff. Cagliari che vincendo andrebbe a +7 sull'Audace Verona. Audace Verona che giocherà domani alle 16 contro il Pescara, che è la vice capolista e deve rispondere al Falconara, che ha vinto nell'anticipo 2-4 mercoledì contro la Lazio, partita che potrete vedere, come state seguendo questa, sul canali ufficiali della divisione calcio a 5. Ripreso in gioco, ultimi 69 secondi di partita, possesso del Cagliari con Virdis, ancora in 4 la VIP. Queiroz allora tiene palla, Ribeirete ancora per Queiroz, Vecchione è la giocatrice più avanzata, Virdis riceve proprio sulla linea di metà campo, Ribeirete prova il tunnel, non ci riesce, contro Fernandez, ancora Ribeirete, alla meglio però Fernandez che lancia in avanti per Shostak, il controllo con Virdis che tiene in campo il pallone, no, è laterale per la VIP, che adesso è di nuovo in 5, di nuovo con Troiano portiere in movimento. È l'ultimo tentativo per poter accorciare il risultato, per poter mantenere la speranza di recuperare questa partita. Fernandez calciala fuori, esce di non molto, c'è stata anche una deviazione, c'è angolo per la VIP, anzi no, alla fine è rimessa a 35 secondi dalla fine. Queiroz avanza, bandina avanti Vecchione, troppo lungo, 28 secondi alla VIP per provare a recuperare 2 gol. C'è però da ripetere la rimessa. Fernandez avanza, conclude, deviazione, angolo. Non molla fino all'ultimo la VIP, questo bisogna dargliene atto. Piccino per Fernandez, ultimi istanti di partita, Troiano conclude, copertura di Ribeirete, 14 secondi alla fine della partita. Troiano detto per Fernandez, chiude Queiroz, può andare verso la porta, Queiroz va da sola, la chiusura di Piccino, 7 secondi alla fine, palla della VIP che ha probabilmente l'ultima azione della partita, ma 2 gol da recuperare sono troppi. Piccino dentro per Troiano, chiude Ribeirete, l'ultima azione è un calcio d'angolo per la VIP, poi il Cagliari potrà esultare. Troiano dentro, parata di Polloni, non è ancora finita.
sono ancora 2 secondi di gioco con Troiano per Fernandez, dentro, parata di Polloni e arriva la conclusione della partita. Per la prima volta in Serie A il Cagliari vince 3 partite consecutive, ma soprattutto alla quintultima giornata ottiene la salvezza aritmetica, un grandissimo risultato della squadra di Moreno Giorgi, che adesso giustamente va a festeggiare, va a esultare con tantissimi tifosi presenti qui al Palacconi. Sale a 25 punti il Cagliari, consolida il suo 8° posto in classifica, e adesso che la salvezza è certa per il Cagliari, ora la classifica da guardare è quella della zona playoff, che cercherà di mantenere nelle ultime 4 partite, mentre per la VIP arriva una sconfitta, comunque giocandosela fino all'ultimo, arriva un'altra trasferta senza punti, ma la formazione di Serendrei è assolutamente viva e cercherà di mantenere la categoria nelle ultime 4 giornate di Serie A. Qui dal Palacconi è tutto, io ringrazio Alberto Tosini per il preziosissimo supporto con le immagini. È stata una partita divertente, è stata una partita ricca di tanti gesti atletici di valore nonché tecnici. L'ha vinta il Cagliari 4-2, adesso va a esultare con i tifosi e su queste immagini di festa io vi ringrazio da parte di Riccardo Spignesi, buona serata e buon proseguimento sui canali della divisione Calcio a 5.